Marco Vullo, su questa messaggistica che arriva dove avvisa l'amministrazione i cittadini relativamente alla possibilità di accedere ai buoni spasso, lei non è d'accordo su questo? Cosa ha da dire? Allora, sostanzialmente mi sorgono dei dubbi e per questo io oggi approfitto della vostra telecamera per chiedere delle informazioni, delle notizie, farò personalmente un accesso agli atti. Parliamo di buoni spesa. Il Comune è stato impegnato nel periodo Covid nella richiesta diciamo così, nella trattazione di tutte quelle che sono state le richieste da parte dei cittadini bisognosi. I buoni spesa si sono divisi in due tronconi, il primo avviso e il secondo avviso, dopodiché si è passati alla forma telematica, quindi è arrivata nei giorni scorsi, 10 giorni fa, e a seguire una messaggistica dove il Comune di Agrigento invitava i cittadini che ne avessero avuto diritto a recarsi presso le strutture commerciali abbinate e dimostrando attraverso la messaggistica, quindi un codice PIN, potevano fare la spesa. Successivamente arriva in questi giorni, molti cittadini sono venuti a trovarmi per chiedermi notizie, arriva un'altra messaggistica con al fine la firma del sindaco Firetto, e quindi ora io chiedo e vi chiedo, è una notizia che vorrei sapere, la vorrei chiedere anche all'assessore Riolo, sono buoni diversi, sono buoni spesa gli stessi, cioè in che modo si sta governando questa questione, perché comprendiamo bene che poi trattasi anche di dati sensibili da questo punto di vista, e chiederò soprattutto al dirigente del settore in che modo, diciamo, si sta avviando questa ulteriore, diciamo, casistica dettata dal fatto che comunque trattiamo sempre di povertà. E siccome ci avviciniamo alla campagna elettorale, è opportuno assolutamente fare chiarezza su queste vicende, quindi sono molto attento, sto cercando di capire meglio come sta funzionando la questione, inviterò il dirigente a fornirmi dei chiarimenti, ma non solo verbali, ovviamente non mi accontento dei chiarimenti verbali, metterò per iscritto queste cose perché voglio capire come sta funzionando. Non è possibile che i cittadini ricevano una messaggistica che va in confusione che mette anche a disagio gli uffici comunali. Mi risultano, diciamo, che i cittadini si presentano alla portineria chiedendo, diciamo, il buono spesa perché il sindaco gli ha mandato il messaggio, cosa che poi si vedono non ricevere in quanto forse trattasi dei buoni spesa precedenti, forse trattasi di buoni spesa nuovi. Ecco, è opportuno che la città sappia, è opportuno che soprattutto le fasce deboli della città devono sapere come funzionano, ed è opportuno che il sindaco o l'assessore Riolo o il dirigente del settore forniscano dei chiarimenti in merito.